Saranno utilizzati tutti i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e stiamo lavorando per rimodulare il piano. Nessuna marcia indietro del governo, anzi, stiamo lavorando, sottolineano fonti governative, per risolvere le criticità, ribadendo che il piano va rimodulato, eliminando i progetti che non possono essere portati a termine entro il 2026, ma lo spazio che si libera sarà utilizzato su altri progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro giugno 2026. La Commissione europea ha dato il via libera ad uno schema italiano da 450 milioni di euro per sostenere la produzione integrata di idrogeno ed elettricità rinnovabili nelle aree industriali dismesse, una misura finanziata nell'ambito del piano di resilienza nazionale. Gli aiuti hanno l'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia a emissione zero per sostenere l'economia e le imprese europee nella transizione verde. Il sostegno pubblico stanziato dall'Italia assumerà la forma di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di investimento, con un importo massimo per progetto di 20 milioni di euro, da stanziare entro il 31 dicembre 2025. I progetti saranno dunque selezionati attraverso una procedura di offerta competitiva, aperta e trasparente.